Si è svolto ieri il 165° anniversario della Breccia di Comitini in piazza Umberto I, alla presenza delle autorità locali con l'alzabandiera, l'inno nazionale eseguito dalla banda musicale Bellini di Aragona, la commemorazione degli eventi del 3 luglio del 1859. Il sindaco Nigrelli ha dato il benvenuto ai presenti e la benedizione della bandiera italiana di Comitini, città del tricolore, fatta a cura del cappellano militare Don Salvatore Falzone. Quindi la consegna delle targhe, il ricordo alle autorità e ai sindaci presenti e il riconoscimento al cittadino dell'anno andato a Donato Gargano. La cerimonia ha visto anche la partecipazione dei ragazzi del SIA di Comitini, gestito dall'associazione Cometa ETS, che hanno letto brani della loro vita vissuta, raccontando le loro esperienze per arrivare nella nostra terra dopo lunghe traversate. Un momento di grande commozione. L'iniziativa è inserita nell'ambito delle manifestazioni per la giornata del rifugiato organizzate dalla stessa associazione. Quindi il taglio della torta tricolore con i sindaci presenti. 165° anniversario alla Breccia di Comitini, per ricordare quel gruppo di comitinesi antiborbonici che quel giorno issarono il tricolore per primi in provincia di Agrigento. Grazie a quell'evento facilitò l'arrivo dei 1000 in Sicilia. La festa è stata anche caratterizzata con momenti solenni, anche con il racconto molto toccante dei ragazzi del centro che Comitini ospita. Sì, abbiamo voluto dare spazio anche a loro. Per noi l'accoglienza è importante e quindi in ogni manifestazione li teniamo al centro della scena. I ragazzi sono ben integrati nel tessuto sociale di Comitini? I ragazzi si sono ben integrati, tanti di loro si affittano, uscendo dal progetto, si affittano le case a Comitini, lavorano in zona e quindi sì, si sono integrati bene. Da tanti anni che questo progetto continua a Comitini e pensate di continuarlo ancora, magari con altre iniziative particolari? Sì, è da tanti anni che questo progetto esiste a Comitini, lo vogliamo continuare perché siamo favorevoli all'accoglienza, quindi continueremo con questo progetto. Allora Quarinto, oggi Cometa. Il centro accoglienza di Comitini è particolarmente radicato e diffuso qui a Comitini da diversi anni. Lei è il dirigente che ne cura, diciamo, tutto l'iter. Sì, sono il responsabile del settore servizi sociali del Comune di Comitini, ma sono anche il referente per il progetto SAI Comitini, un progetto che nasce da lontano nel 2013, che si è continuato nel tempo, si è cresciuto ed è cresciuto in maniera importante, radicandosi, come diceva lei bene, nel territorio, in maniera proprio decisiva, nel senso che gli ospiti del progetto che di volta in volta sono stati in Comitini hanno saputo integrarsi bene con la comunità e devo dire anche i comitinesi hanno saputo fare squadra, non solo con l'associazione, prima l'associazione culturale Aquarinto, oggi l'associazione culturale Cometa, che si è aggiudicata l'ultimo triennio a seguito di opportuna gara. Dicevo, i comitinesi hanno saputo integrarsi bene e far integrare bene gli extracomunitari. Alcuni di loro, dopo il percorso che è durato 2 anni, usciti dal progetto, si sono inseriti nel territorio in maniera importante, hanno preso casa, lavorano nelle aziende di Comitini e dei comuni limitrofi, per cui diciamo che il progetto SAI di Comitini ha saputo ben rappresentare lo spirito che voleva proprio portare avanti chi aveva pensato i progetti SPRAR prima, SIPROIMI dopo e SAI oggi. Addirittura hanno fatto delle testimonianze particolarmente toccanti di ciò che è stata la loro vita, la loro fuga verso la nostra terra. Beh, devo dire che nel momento in cui mi ritrovo a firmare il contratto di accoglienza con i soggetti beneficiari dei progetti SAI, nel momento in cui arrivano a Comitini e mi approccio con queste persone, trovo delle persone molto provate per il vissuto che hanno avuto soprattutto negli ultimi mesi, prima di approdare nelle coste di Lampedusa o di Porto Empedocle, e persone che hanno vissuto importanti, che hanno lasciato la famiglia, che hanno spesso subito violenze di qualsiasi genere e che da un punto di vista psicologico e sociale vivono delle deficitarietà importanti, ma la squadra degli operatori
e l'equipe di operatori dell'Associazione Corinto Prima e dell'Associazione Cometa Oggi, devo dire, è un'equipe che sa lavorare bene, che sa fare bene il proprio lavoro e riescono a fare interventi mirati ove necessario, a tal punto che riescono a far riemergere l'importante personalità dei beneficiari del progetto, permettendo loro di reinserirsi nella nostra società in maniera pregnante, divenendo, come nel caso di tantissimi che oggi abitano a Comitini, cittadini comitinesi a pieno titolo, partecipando, come è successo oggi, all'attività sociale, alle attività culturali e spesso anche a quelle religiose, seppur da laici o con una religione diversa. Questo è un aspetto importante che noi abbiamo vissuto e viviamo a Comitini e che portiamo a testimonianza proprio della ben riuscita del progetto. I ragazzi del SAI di Comitini presenti a questo 165esimo anniversario di Comitini con una grande festa hanno recitato anche dei racconti della loro storia, una storia toccante e particolarmente apprezzata dal pubblico. Noi anche quest'anno abbiamo avuto il piacere e l'onore di partecipare. Comitini è un paese di accoglienza, da 11 anni il nostro progetto SAI stabilmente opera qui nel contesto territoriale di Comitini, una comunità meravigliosa, un'amministrazione che tiene moltissimo al nostro progetto. I nostri ragazzi sono accolti e il processo di integrazione in questo piccolo paese si realizza quotidianamente. Oggi, come tantissime altre manifestazioni, i nostri ragazzi con la cittadinanza sono protagonisti attivi di tutto quello che Comitini organizza. Ricordiamo anche i tornei di calcio che sono stati fatti ad Agrigento, a San Leone e a Santa Elisabetta, un momento anche per ricordare la festa del rifugiato. Meravigliosi momenti di condivisione che hanno coinvolto tutta la popolazione dei paesi che ci accolgono e ci ospitano da diverso tempo. Sono momenti importanti per i nostri beneficiari e soprattutto anche per la cittadinanza che ci vede ogni giorno presente nelle vie e nelle piazze dei paesi. Com'è l'integrazione a Comitini? L'integrazione a Comitini è veramente meravigliosa. Ci sono le difficoltà naturalmente come in tutti i processi di adattamento. L'amministrazione è presente, il sindaco, il nostro referente, il dottore Parello, ci stanno vicini, ci accompagnano quotidianamente per le attività quotidiane del progetto e anche per le cose extra che ci piace realizzare. Allora, leggeranno delle poesie, un brano appunto dal titolo Il viaggio di Amir, tratto da una storia vera. Il viaggio di Amir. Amir Sveyati era la voce della mamma. Capitavano dei giorni in cui mi svegliava di notte per via dei continui scoppi e bombardamenti, a cui ormai ero abituato, ma ora era diversa, sembrava quasi allegra. Mi lancio con fare frettoloso una borsa e mi disse di mettersi dentro tutte le mie cose che riuscissi a raccogliere. Gli altri ragazzi del tendone mi guardavano come se fosse un extraterrestre. Erano tutti dentro i loro letti. Io invece ero sveglio.